Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Il 18 di maggio c'è stato il via libera, la riapertura completa anche per gli agriturismi, ristorazione e pernottamenti, e proprio per questo come Radio Veneto Agricoltura prendiamo per mano un tema molto importante, è un movimento, quello degli agriturismi, molto importante. E proprio per questo abbiamo invitato con noi il presidente di Terra Nostra Nazionale, il dottor Diego Scaramuzza, che è anche presidente dell'associazione regionale. Ricordiamo che Terra Nostra fa capo a Coldiretti, quindi presidente di Terra Nostra Nazionale e regionale Scaramuzza. Presidente, buongiorno per essere oggi qui con noi e le chiedo immediatamente come è andata, insomma, 2 mesi di chiusura, finalmente si riparte, si poteva far meglio, qualcosa non è andato bene, c'è stato un po' di tira e molla negli ultimi giorni. Lei cosa mi dice? Buongiorno a voi, intanto grazie dell'invito per essere qua oggi per poter parlare dell'agriturismo, che è una realtà in Veneto molto molto importante. Dopo una lunga chiusura cominciamo a vedere un po' di luce intorno alla fine del tunnel, definiamola così, in maniera un po' goliardica, ma i problemi di fondo sono stati un po' il tira e molla degli ultimi giorni, nel senso che non hanno permesso alle aziende di essere effettivamente pronte dalla data del 18, ma credo neanche dal weekend, quello prossimo che sta arrivando, perché da quello che posso sentire sul territorio, sia su base regionale che su base nazionale, la maggior parte delle nostre aziende che rappresentiamo spostano la riapertura al weekend successivo, quello vicino al ponte del 2 giugno, perché appunto c'è stato un po' il tiramolla delle informazioni legate alle procedure di riapertura. La messa in sicurezza delle aziende non è ancora molto chiara e preoccupa molto tutta la parte riguardante l'INAIL e riguardante i dipendenti, perché come sapete, si sa benissimo, per l'INAIL l'eventuale contagio da Covid viene gestito come infortunio sul lavoro, anche se INAIL chiarisce che non è in capo all'azienda la responsabilità finché non viene avviata una procedura di verifica che libera l'azienda da ogni problema. Questo comunque preoccupa notevolmente gli imprenditori, perché tante delle nostre aziende hanno manodopera a tempo determinato o comunque a chiamata, che utilizzano nei weekend di lavoro, ed è una cosa che le preoccupa nella maggior parte. Dall'altra si stanno gestendo con il metro per capire quanto spazio hanno a disposizione. La maggior parte mi dice che gli spazi si riducono al 50% se tutto va bene, e si pensa molto agli spazi esterni, anche se il distanziamento è uguale, ma ecco, qui viene fuori il valore aggiunto dell'agriturismo di essere un'azienda agricola, per cui avere spazi in disponibilità all'esterno, e per cui pensare di fare forse quello che all'agriturismo risulta più nella sua indole, che è quello di ospitare all'aria aperta, di ospitare in spazi isolati, in campagna, e le nostre aziende questo ce l'hanno in disponibilità, fa parte del loro DNA. Certo. Meglio si può sempre fare. A questo punto cerchiamo anche noi di rimboccarci le maniche e cerchiamo di andare avanti. Sappiamo che le indicazioni prese dalle regioni nell'accordo che è stato fatto, abbastanza battagliato l'altra sera, che poi è stato fatto a livello governo-regioni, Stato-regioni, porta avanti un po' le misure che erano quelle che aveva indicato il Veneto già nelle sue procedure interne, che però erano in attesa delle indicazioni dello Stato e del governo, perché così è giusto che sia, e poi sono arrivate, c'è stata un po' di mediazione, insomma. A oggi non abbiamo ancora chiarezza effettiva come imprese su alcune cose che sono quelle che noi dobbiamo fare e gestire, anche se sono meno impegnative di quello da cui eravamo partiti. Bene, quindi sembra di capire, è arrivato il semaforo verde, ma la partenza vera e propria non è ancora arrivata, servono ancora alcuni giorni per mettere a punto
questi non tanto piccoli, anzi ostacoli, o meglio, non tanto ostacoli, ma comunque da sistemare, questi punti da sistemare. Guardi, io la vedo come un semaforo al contrario, di solito il verde, poi viene il giallo e arriva il rosso. In questo caso stiamo facendo il contrario, dal rosso, dal blocco, adesso siamo in una fase di giallo, di messa in sicurezza delle aziende, di capire anche cosa dovremmo fare, perché e poi mi auguro ci sia il via la prossima settimana, i sentori, il telefono un po' comincia a squillare, per cui questo un po' rincuora, penso, gli imprenditori. C'è un po', ecco, questa era un po' la paura che avevamo fino all'altro giorno, il telefono era diventato muto, per cui sia prenotazioni per l'alloggio sia prenotazioni per la ristorazione, dopo l'annullamento completo avvenuto in periodo lockdown, aveva preoccupato notevolmente e ci si domandava effettivamente: ma la gente tornerà nelle nostre aziende? Ecco, in questo momento penso che stiamo tutti cercando di capire cosa fare. Penso che l'altro giorno ho fatto una riflessione da imprenditore, lasciamo stare gli incarichi istituzionali perché ho un'impresa agrituristica anch'io, da imprenditore ho detto che mi sembra di aprire una struttura che non era mai stata aperta, perché dobbiamo metterla nel mercato con visioni nuove, idee nuove, metodologie diverse, rapporto anche con i clienti comunque un po' diverso, per cui dobbiamo imparare proprio a camminare di nuovo, e per camminare di nuovo ci vuole un po' di tempo. E penso che ce lo stiamo dando tutti, sia le imprese ma anche i consumatori, sono molto titubanti. Comunque, quando ritorneranno i clienti, e speriamo già fin dai prossimi giorni, immediatamente dal prossimo weekend o subito dopo, possiamo assicurarli, rassicurarli che i margini di sicurezza sono tutti rispettati, sia per quanto riguarda i pernottamenti, sia per quanto riguarda la ristorazione, vero? Questo sicuramente penso che sia la cosa principale che ogni impresa, ogni imprenditore e anche come associazione vogliamo garantire ai nostri ospiti. In questo momento, come lo è sempre stato fino adesso, anche in fase di lockdown, anche per il nostro Stato, la sicurezza e la salute dei cittadini penso sia la cosa più importante, ma anche la salute delle nostre famiglie e dei nostri dipendenti, perché quando si va in un agriturismo si entra in una casa, in una famiglia, per cui diciamo che la sicurezza e la salute la dobbiamo garantire per entrambi, sia chi riceve ma sia per chi arriva. Quello che stiamo cercando di fare è di creare, lasciare un po' di comfort, il calore che l'ambiente di un agriturismo ha sempre dato agli nostri ospiti, cercando di lasciarlo ancora un po', perché la sanificazione prevede comunque delle operazioni anche di riduzione di suppellettili, pulizie molto frequenti, profumi che magari non saranno più gli stessi della cucina, ma si sentiranno un po' più disinfettanti. Però penso che questo, bottiglie di amuchina a destra manca, sappiamo un po' quali sono le misure, il personale di sala, la famiglia che ti riceverà con la mascherina, fa parte della nostra era in questo momento, ormai abbiamo imparato a viverci, a conviverci, penso che non ci spaventi più. Però ripeto, per noi, per Coldiretti, per Terra Nostra, in primis sempre la sicurezza degli ospiti, sia in alloggio che in ristorazione, e la sicurezza delle famiglie che ospitano. Di sicuro. Quando si parla di Terra Nostra, che numeri abbiamo, sia a livello nazionale che regionale, intendo dire di agriturismi? A livello regionale sono 600 aziende associate a Terra Nostra, a livello nazionale sono 5.000. Abbiamo dei buoni numeri di rappresentanza sul territorio, il Veneto è una delle regioni più importanti per Terra Nostra, i numeri sono importanti, abbiamo un buon aumento anche per quello che è l'ospitalità. All'inizio eravamo molto vocati come Veneto alla ristorazione, adesso un po' per tendenza di mercato, un po' perché la richiesta della vacanza in campagna è entrata comunque nelle scelte dei nostri clienti, diciamo che è aumentata anche l'ospitalità e tutte le attività che si possono svolgere in campagna, sempre legate alla natura, ai cicli delle coltivazioni, all'ambientazione, alle produzioni agricole. Certo, ricordiamo anche che tra l'altro questa settimana si celebrano le 2 giornate della biodiversità, e quindi forse magari per gli agriturismi si è perso un'occasione importante proprio per presentare ai clienti
le proprie biodiversità culinarie, ma ci sarà tutto il tempo per rifarsi, di sicuro, per ripartire, magari forse meglio di prima, chissà, e quindi attendiamo che arrivino i clienti anche dall'estero, perché sono numerosi i frequentatori degli agriturismi che arrivano dall'estero. Guardi, penso che per parlare di biodiversità non ci mancherà il tempo e neanche la materia prima, nel senso che le nostre aziende agrituristiche sono già una realtà di biodiversità, di recupero di territorio, di produzioni anche magari dimenticate, ma anche le ricette tradizionali che noi proponiamo ai nostri ospiti fanno parte della biodiversità in generale. Su questo non mancherà. E penso che l'agriturismo, con un po' di presunzione, penso che sia e torni ad essere quello che è stato anche in passato, ma che lo è sempre stato per un po' di anni, secondo me tornerà al centro delle scelte delle vacanze dei consumatori, perché questo coronavirus penso abbia cambiato abitudini e modi di pensare delle persone. E si rivolgeranno sempre di più all'aria aperta, allo stare in campagna, ad assaporare la nostra cucina, i nostri prodotti, che poi sono quelli che sono riusciti sempre ad avere il momento di difficoltà sulle loro tavole, perché grazie all'attività dei nostri contadini hanno sempre avuto la possibilità di comprare nei negozi che erano aperti i prodotti italiani e poter mangiare la nostra cucina italiana. Penso che con questo coronavirus venga fuori qualcosa che doveva essere forse venuto fuori nel passato, però meglio tardi che mai, io dico sempre l'italianità, l'avere valore della propria terra, del proprio territorio, della propria nazione, delle proprie bellezze che sono inestimabili al mondo, per cui penso che questo sia importantissimo. Sui flussi turistici io penso, da quelle che sono le analisi che abbiamo fatto, che le prime persone a cui noi dovremmo rivolgersi, ma proprio per realtà di fasi di riapertura, siano il turismo interno, il turismo di prossimità, per cui penso prima al turismo regionale, poi all'interregionale, senza mai abbandonare quelli che sono stati un grande bacino che ha fruito dell'agriturismo, che sono stati i turisti esteri, perché il turismo, essendo l'agriturismo un fenomeno assolutamente italiano, bisognava venire in Italia per andare in un agriturismo, per cui penso che non mancheranno di tornare appena gli sarà possibile. Questi sono i ritorni che noi abbiamo dal territorio, dalle aziende. I turisti, qualcuno ha anche lasciato le prenotazioni e le caparre alle aziende proprio sperando di tornare il più presto possibile. Qualcuno chiama dicendo che non vedono l'ora di tornare, per cui penso che la nostra bella Italia, il nostro bel paese, in questo caso, e anche il nostro bel territorio, e soprattutto anche quello veneto, abbia la possibilità di accogliere i turisti stranieri in sicurezza, lasciandogli comunque vivere e assaporare quello che è la campagna e la natura. Sicuramente. Con questo augurio, Presidente, noi la ringraziamo, ringraziamo il Presidente Diego Scaramuzza, Presidente nazionale e regionale di Terra Nostra, l'Associazione di Coldiretti, degli agriturismi di Coldiretti. Grazie ancora per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, è stato un piacere, grazie ancora. Arrivederci, vi aspettiamo nei nostri agriturismi per assaporare la buona cucina o fare una vacanza. Grazie ancora. Grazie. Siamo in linea con il dottor Leonardo Granata, presidente di Agriturist Veneto, l'associazione degli agriturismi di Confagricoltura, che stamattina è anche, rappresenterà anche Turismo Verde della CIA, quindi siamo abbastanza completi sotto questo punto di vista. Grazie Presidente per essere qui con noi oggi. Quindi si diceva, grazie a voi. Buongiorno, quindi dal 18 di maggio gli agriturismi finalmente hanno riaperto le porte. Cosa ha comportato il lockdown per il movimento, per gli agriturismi veneti? Purtroppo è presto detto, per oltre 2 mesi siamo rimasti completamente chiusi. Dalla fine del mese di febbraio sia gli agriturismi con ristorazione sia gli agriturismi che fanno ospitalità hanno visto azzerate le presenze con tutto quello che ne consegue, quindi chiusura totale dell'intero settore. Ecco, riusciamo a dare qualche numero, l'intero settore, cosa vuol dire? L'intero settore vuol dire poco meno di 1500 agriturismi in tutto il Veneto, che vanno dall'ospitalità appunto alla ristorazione agli spuntini. Per la sola ospitalità sono circa 900 le strutture che offrono questo servizio.
un misto poi tra ospitalità e ristorazione. Devo dire che negli anni quelli che hanno funzionato meglio sono gli agriturismi che offrono entrambe le soluzioni, quindi con ospitalità e ristorazione, ma in questo momento ovviamente entrambi i settori o la combinata dei due settori ha sofferto questa chiusura. Sofferto, c'è poco da dire, insomma, non abbiamo lavorato per oltre 2 mesi. Sì, non parliamo di costi perché possiamo immaginare tutto questo cosa possa significare. Questo è anche un altro grossissimo problema, perché comunque i clienti non ci sono, ma le aziende hanno comunque dovuto continuare in qualche maniera a gestire le strutture, e quindi pensiamo solo alla manutenzione, pensiamo solo alle bollette che comunque sono state pagate, pensiamo solo a eventuali mutui che sono stati onorati nei confronti delle banche. Che non si fermano. E quindi adesso si può ripartire, però si deve ripartire in sicurezza. Cosa Certo. comporta per un agriturismo ripartire in sicurezza? Cosa significa? Ma guardi, devo dire che superato il momento di grande confusione, e questo bisogna dirlo, a livello proprio di normative nazionali che hanno preceduto la riapertura, oggi possiamo affrontare il futuro con una maggiore serenità, nel senso che le normative sono finalmente uscite. Auspicavamo da tempo questa pubblicazione, perché non si può arrivare a ridosso dell'apertura senza sapere che cosa succede. Beh, oggi, guardi, fra ieri, domenica e ieri abbiamo fatto un grande lavoro di analisi di quello che prevede la normativa. Sostanzialmente è l'adeguamento alle norme basilari per il contenimento del coronavirus, quindi igienizzazione e sanificazione sono due passaggi diversi dei locali, il mantenimento delle distanze sociali previste, l'uso delle mascherine, una frequente igienizzazione anche delle mani con gli appositi prodotti. Però va detto anche un aspetto importante. La situazione necessita di un rapporto di reciproca fiducia tra chi ospita e chi viene ospitato, fra il titolare dell'agriturismo e gli ospiti che riceve, perché deve essere veramente un incontro, una sinergia fra entrambi per aiutarsi a poter vivere serenamente questo momento, e quindi il rispetto delle regole è fondamentale. Sento una domanda molto semplice che però è complessa nel suo insieme. Voglio dire, per un agriturismo, mettere in sicurezza le proprie attività, quindi sia di ristorazione che di pernottamento, quanto andrà ad incidere in percentuale sui costi di gestione? Questo è un problema, bisogna fare 2 casi diversi, il caso della ristorazione e il caso della sola ospitalità. Mentre per l'ospitalità le cose sono relativamente più semplici, per la ristorazione sono decisamente più complesse. Pensiamo solo al fatto che comunque bisogna tenere distanziati i posti o prevedere che possano essere distanziati. Un 30% di costi in più possiamo così in maniera molto cauta poterlo mettere già in preventivo. Fra l'approvvigionamento di guanti, mascherine, prodotti di sanificazione, possiamo prevederlo. Tenga poi presente un fatto importante però, che noi come agriturismi abbiamo anche ampi spazi esterni, mi riferisco ovviamente per la ristorazione, che ci consentirà comunque, venendo proprio incontro a quelle che sono le richieste delle norme in vigore attualmente, di poter operare con distanziamento, B, di operare in spazi all'aperto che sicuramente hanno una maggiore sicurezza. Ho capito. Andiamo in chiusura, Presidente, le chiedo quale sarà il ruolo per l'estate che sta arrivando degli agriturismi? Avessi la sfera di cristallo potrei dare una risposta più adeguata. Diciamo che stiamo cominciando a ricevere richieste da parte anche di turisti stranieri, vedremo poi se e come le frontiere verranno aperte.
Nell'immediato noi pensiamo soprattutto a un turismo italiano e soprattutto un turismo di prossimità, quindi delle regioni contermini, di persone che sono rimaste chiuse in città per questi mesi e che adesso giustamente desiderano poter avere la tranquillità, la serenità di spazi verdi all'aperto, e questo gli agriturismi sono sicuramente attrezzati a poterlo offrire. Senz'altro, senz'altro. Presidente, noi la ringraziamo, ricordiamo quindi gli agriturismi aperti, l'estate sta arrivando, in sicurezza, con tutti i margini di sicurezza possibili, sia per la ristorazione che per quanto riguarda i pernottamenti. I nostri agriturismi sono pronti ad accogliere migliaia e migliaia di ospiti, non solo veneti, non solo delle regioni contigue italiane, ma speriamo anche dall'estero. La ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Grazie, grazie.